All'inizio c'erano vari studi dove potenzialmente potevamo andare a incidere questo disco. Io vi dico la verità, ve la svelo adesso, ho sempre voluto andare a registrare lì dove stiamo facendo, alla Magisteraria. Nella scelta dello studio abbiamo deciso di fare un ritorno al passato e siamo tornati alla Magister Recording Area, dove avevamo già fatto il nostro EP 0,5 e anche il nostro primo singolo. Avevo ascoltato il vecchio disco di Café Noir e le sonorità, quello che era uscito, mi era piaciuto molto e dunque bene, siamo riusciti a registrare lì grazie ad Andrea e grazie a Marco che ci hanno seguito in questo percorso. Dopo l'esperienza di Polvere abbiamo deciso di farci aiutare in questo nuovo disco da una persona al di fuori della band per farci guidare nel processo di arrangiamento e di riscrittura in certi casi di brani. E in questo ci ha aiutato Ivan Prevedello, il tastierista di El Cuento della Chica y la Tequila. È stato il nostro supervisor, quello che ha modificato, ha permesso che i suoni, gli arrangiamenti fossero quel bel disco che sta venendo fuori. Credo che questa volta l'aiuto di una persona esterna fosse assolutamente necessario e ci siamo appoggiati per questo a Ivan Prevedello, che ci ha dato una grossissima mano per riuscire a mettere d'accordo 5 teste diverse, perché è riuscito a entrare in ogni pezzo, a smontarlo e a far sì che venisse fuori qualcosa di veramente sensato.